Il vecchio murales di Via Europa con la scritta "Tutti diversi, tutti uguali" che fa ben mostra di sé è stato ridipinto rinfrescando la vernice che si andava sbiadendo considerando il tempo che è trascorso da parte dei beneficiari, sai, ospiti della comunità Aquarinto di Agrigento. I ragazzi hanno effettuato la pitturazione grazie a nuove tecniche usate sotto la guida del maestro Gabriele Tuttolomondo, originario di Porto Empedocle, specializzando in arte e terapia a Roma. All'evento ha presentato anche Roberta Zicari, figlia dell'ex assessore provinciale, che nel 1996 realizzò l'opera grazie a una serie di iniziative progettuali finanziate in tema di solidarietà sociale. Presente anche il primo cittadino Francesco Miccichè. Abbiamo presentato l'opera di ripristino del murales Tutti diversi, tutti uguali, dopo un progetto iniziato circa un mese fa con l'associazione Aquarinto, dove ho lavorato insieme ai ragazzi, portando un lavoro sia di formazione da un punto di vista artistico, insegnando diverse tecniche ai ragazzi come la monotipia, e poi un'opera di restituzione per la città, anche per integrare i ragazzi nella città stessa, e abbiamo realizzato il murales, quindi ogni pennellato, ogni pietra metaforicamente può essere paragonata al percorso che loro compiono nei centri, fino a una restituzione di vita più piena. Nel 1996, grazie all'intervento dell'allora assessore provinciale Fabrizio Zicari, fu realizzato questo murales. Oggi lo stiamo riprendendo grazie all'intervento dell'associazione Aquarinto, quindi è stato doveroso anche ricordare il dottore Zicari, è come se fosse lui oggi presente accanto a noi. L'altra cosa importante è che il tutti diversi, tutti uguali è un tema ormai ricorrente. Si parlava nel 1996 di accoglienza, adesso penso che oltre accoglienza dobbiamo parlare principalmente di integrazione, perché ormai per quanto riguarda l'accoglienza siamo diventati veramente maestri. L'integrazione in alcune zone ancora è molto più carente. Oggi è l'espressione tipica di una vera integrazione agrigentina e spero che così come lo stiamo facendo noi tutti gli altri ci possano seguire. Voglio ringraziare il sindaco e l'associazione Aquarinto, per me è una sorpresa, io non sapevo niente di tutto questo, so che il sindaco ci teneva particolarmente a restaurare questo murales che nasce nel 96 nell'ambito di un progetto nazionale finanziato dal Ministero dell'Interno volto appunto a finanziare le politiche sull'integrazione. Non so se tutti ricordate, durò una settimana, ci furono degli eventi gastronomici, un concerto al Santo Spirito, una partita del cuore grazie alla quale si comprarono poi delle docce al Don Guanella, quindi una città che si poneva molto all'avanguardia. Mio padre era assessore ai tempi, ringrazio il dottore Patti, ex dirigente della provincia, per avermi ricordato tutta questa storia, e quindi per me è molto bello vedere che la città in qualche modo restaura quello che era nel passato, e lo prendo proprio come un auspicio affinché possiamo veramente tornare alla lungimiranza e alla bellezza che avevamo, mi dispiace dirlo, negli anni 90. Oggi restituiamo alla cittadinanza un murales a noi molto caro, tutti diversi, tutti uguali, perché per noi la fratellanza è internazionale. Questa giornata è la conclusione di un bel progetto artistico che ha visto i nostri ragazzi in un primo tempo impegnati in un'attività laboratoriale dove hanno potuto tirare fuori gran parte del loro vissuto attraverso i colori, mettendo proprio le mani tra i colori e la carta. Il secondo momento ci ha visto impegnati nel ripristino di questo murales, sempre in accordo con l'amministrazione comunale che ci ha richiesto proprio questo ripristino per dare alla cittadinanza di nuovo la visione di questo murales ben restaurato. Sì, a nome di Aquarinto ringraziamo il giovanissimo Gabriele Tuttolomondo che ha saputo veramente tirare fuori dai nostri ragazzi il meglio, con poco, donando anche oltre alla sua arte l'amicizia ai nostri ragazzi, e questo non è poco perché tra quasi coetanei si sono veramente capiti e sono entrati in empatia. Io mi chiamo Ahmed, vengo dal Chad, mi piace disegnare perché con il calore possiamo dire che siamo tutti uguali. Io ringrazio tutti i funzionari nel centro e protezione del rifugiato. E ciao, io non posso parlare italiano tanti, ma che io parlo con i miei, posso parlare tanti con loro. Ciao, grazie a tutte le presenti qua. Grazie a voi. Sono Traoré Madou, vengo dal Mali ed è un piacere per me partecipare a questa attività
Mi piace disegnare tanto, perché questo disegnare è un messaggio per le persone che lo guardano, come ci vediamo e come vediamo lì, tutti diversi, tutti uguali. Alla fine vorrei ringraziare la mia comunità, si chiama Aquarento. Io mi chiamo Tom Nur, mi piace molto disegnare. Io ho scritto disegnare, mi piace molto disegnare. Mi piacciono i colori, quello che c'è dentro di me mi fa stare bene.